Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto, com'è la situazione ad oggi per quanto riguarda la preparazione delle spiagge, Presidente? Innanzitutto mi lasci dire che Union Mare Veneto ha dimostrato grande senso di responsabilità interrompendo gli allestimenti che erano già in corso lungo tutta la costa veneta ben prima dell'arrivo del DPCM. Voglio rimarcare questa cosa perché abbiamo giustamente anteposto la sicurezza dei nostri collaboratori a qualsiasi altra logica. Dopodiché, a seguito dell'ordinanza emanata dal Presidente Zaia il 4 di aprile, ci siamo fatti promotori di una lunga interlocuzione con la Regione e abbiamo sottoposto un interpello interpretativo per chiedere la possibilità di riprendere quegli interventi manutentivi che erano stati interrotti. Questo interpello è stato accolto positivamente e proprio il giorno 8 la Regione Veneto ci ha di fatto autorizzato a riprendere possesso delle spiagge e dare il via nuovamente a quegli interventi di manutenzione e di ripristino degli arenili che, ricordo a tutti, erano stati gravemente danneggiati anche durante le mareggiate di novembre a seguito dell'acqua granda che ha duramente colpito Venezia e tutta la costa veneta. Abbiamo volutamente non dato risalto a questa informazione, mantenendo un grande senso di responsabilità per evitare che potesse essere fraintesa, strumentalizzata. In questo momento è importante rimanere a casa, continuare a essere precisi nell'osservanza delle prescrizioni che vengono dalle autorità, però visto che è stata ripresa anche appunto in ordinanza, nella nuova ordinanza comunicata ieri dal governatore Zaia, questa mattina ne abbiamo dato anche noi informazione sugli organi di stampa e già in queste ore ci stiamo attivando lungo tutte le località della costa veneta per riprendere quelle operazioni che erano state appunto interrotte alla fine del mese di marzo. Ecco, quali sono le operazioni che al momento sono consentite e quelle che ancora dovranno attendere invece? Ovviamente non si parla di apertura degli stabilimenti balneari, questo è bene ricordarlo in maniera molto chiara, ma le nostre strutture non possono essere aperte dall'oggi e domani. Per allestire uno stabilimento balneare occorrono settimane di lavoro intenso. In questa prima fase quindi inizieremo tutte quelle attività che sono propedeutiche all'apertura e quindi mi riferisco allo spianamento, all'esecuzione dei livelli con la sabbia, alla pulizia, la filtrazione della sabbia stessa e quindi la rimozione di tutti quei detriti che, come dicevo prima, sono stati portati sulle nostre coste proprio a novembre con le mareggiate. Terminata questa prima fase di preparazione e di pulizia, valuteremo, sempre assieme a quelle che saranno le disposizioni regionali, la possibilità di passare anche in quel caso ad una seconda fase e quindi di cominciare quelle opere manutentive che pian pianino porteranno alla preparazione delle nostre spiagge in previsione della stagione 2020. Nel frattempo arriva anche una notizia positiva dal sottosegretario al MIBACT Bonaccorsi che annuncia ci sarà comunque una stagione estiva, verranno prese delle precauzioni, però immagino non rientrino quelle che abbiamo visto tra ieri e oggi che riguardano le barriere in plexiglass. Sì, allora abbiamo sicuramente accolto con grande ottimismo, grande positività le dichiarazioni del sottosegretario. Peraltro segnalo che Union Mare Veneto, facendo parte del Comitato Nazionale, anche attraverso il Presidente Capacchione, ha iniziato da subito un'interlocuzione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con tutti gli organi istituzionali competenti, proprio per arrivare ad una uniformità di disposizioni su tutte le regioni costiere a livello nazionale. Noi continuiamo ad essere ottimisti e speranzosi e pensiamo che in questo momento più che mai sia importante dare un segnale di positività e di ottimismo ai nostri operatori, ma soprattutto alle centinaia e migliaia di persone che lavorano in questo comparto che, ricordiamolo, nel territorio della Regione Veneto rappresenta la prima industria del nostro territorio. Per quel che riguarda invece queste foto che sono circolate nei social, ci tengo a fare una precisazione molto chiara: non sono delle proposte che arrivano dalle autorità sanitarie, non sono delle proposte che arrivano dalle associazioni di categoria, personalmente non lo condivido, questa è la posizione non solo di Union Mare Veneto ma del Sindacato Italiano Balneari. Credo che anche in questa fase si debba dimostrare assoluta responsabilità. È chiaro che l'allestimento delle spiagge dovrà passare attraverso delle valutazioni importanti perché non potremo non tener conto dell'emergenza epidemiologica che è ancora in corso,
ma è assolutamente prematuro avanzare delle ipotesi che non sono suffragate da riscontri scientifici, e quindi da questo punto di vista voglio essere molto chiaro. Mi lasci anche aggiungere che in queste settimane in cui noi abbiamo sì interrotto da una parte i lavori pratici, gli allestimenti, ma abbiamo continuato dei momenti importanti di confronto e di riflessione all'interno della nostra categoria, perché comunque è nostro compito, nostro impegno quello di essere parte attiva di questo percorso decisionale che porterà a definire quelle che saranno le linee guida di apertura della stagione, e quindi stiamo valutando tutta una serie di opzioni che possiamo mettere in campo per essere migliorativi dal punto di vista del servizio. Noi siamo gestori di un bene demaniale, di un bene di tutti, e abbiamo intenzione di avere la possibilità il più presto possibile di rimettere in condizione la cittadinanza, i veneti, di poter utilizzare al meglio le spiagge della Costa Veneta.